Il secondo gruppo di canti è dedicato a un altro genere importantissimo nella tradizione della Sardegna meridionale, che sono le canzoni. Le canzoni sono dei componimenti poetici che venivano in passato e che oggi vengono scritti, e questo è un aspetto interessante che caratterizza molta della musica della tradizione della Sardegna, cioè musiche di tradizione orale spesso utilizzano testi che vengono dalla tradizione scritta. Questo succede in diversi generi, il cantachitarra nuorese, il cantatenore e così via. Succede anche in questo genere, per cui gli autori di canzoni erano e sono dei poeti che scrivevano a tavolino i loro versi. Abbiamo attestazioni già dal Settecento, c'è tutto un mercato del secondo Ottocento in cui queste canzoni circolavano e venivano messe in commercio attraverso dei fogli volanti, e ancora oggi abbiamo degli abili poeti che compongono con questa forma metrica. Anche in questo caso abbiamo alcune varianti, esiste forse la più importante, che è detta canzone a curva, c'è la canzone a torrada, c'è un genere tipico della zona dell'Oristanese, in particolare il paese di Cabras, che è detta canzoni cravarista, che sono appunto tutte varianti di questo genere letterario di poesia che però viene cantata, viene messa in musica. I tre esempi che ci propongono oggi sono anche loro, insomma, rappresentativi della varietà che questo genere musicale può avere. La prima viene da un componimento molto importante che è Sagoia de Pittanu, che era una commedia composta nel 1910 da un parroco originario di Milano che si chiamava Luigi Matta, Luigi Matta, è stato un parroco a Giorgii, e appunto compose questa commedia teatrale, insomma, un testo per il teatro in campidanese, nel quale i protagonisti in diversi momenti cantano e cantano tutti i diversi generi della tradizione campidanese. Quindi da questo testo letterario del 1910 proviene la canzone, la prima delle canzoni. Anche nella terza ho messo l'autore, Fedele Lai è stato un importantissimo poeta improvvisatore dello stile campidanese, dello stile che avete sentito anche intonare la Paola e la Dolores poco fa, originario di Capoterra, è venuto a mancare una decina d'anni fa, è stato un grandissimo improvvisatore e anche autore di testi scritti, è appunto autore di questa canzone che si intitola Babbo e Figlia. Anche qui un esempio per darvi un'idea della raffinatezza di questi componimenti e poi per capire anche come vengono messi in musica. Normalmente le canzoni sono dei componimenti strofici, quindi sono composti da diverse strofe, hanno spesso ma non sempre un'apertura che può essere composta da una quartina, come in questo caso. Dal punto di vista metrico sono dei doppi senari, quindi ogni verso è composto da due sezioni, due mistichi di 6 sillabi ognuno. San Gionella mia, bella con che moro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi doppi senari, c'è questa quartina di apertura e poi ci sono le strofe che possono essere composte da vario numero diverso, sempre pari, in questo caso sono 2, 4, 6, 8, e c'è un aspetto molto interessante dal punto di vista delle rime. Allora, la sezione iniziale ha sempre rima A, B, quindi moro, ancora ricordai, oro con furai. Le strofe invece hanno uno schema di rima molto interessante, raffinato, perché si inizia sempre con le rime alternate, quindi vedete che Mia il primo verso rima col terzo, Canno rima con Mannu. A un certo punto, normalmente dopo i primi 4 versi, inizia invece uno schema di rima interna, per cui Mannu rima con Inganno, quindi il secondo emistichio di un verso rima col primo emistichio del verso successivo. Portao con Sulao, Riga con Briga, Udescio con Arrennescio e Toccai in chiusura. Questo doppio schema di rima all'interno delle strofe. Le strofe normalmente in una canzone sono diverse, tant'è che le canzoni a curva sono l'unico esempio di canto narrativo in Sardegna, cioè in Sardegna prevale nella poesia per musica il canto lirico, invece le canzoni vengono spesso utilizzate per raccontare dei fatti, per narrare dei fatti che hanno un loro sviluppo e così via. Dal punto di vista musicale possono essere intonate in varie maniere e accompagnate anche esse in varie maniere con vari strumenti, per cui le sentiamo adesso un po' di varietà. Torno ai titoli e lascio a voi il palcoscenico.